C'era una volta ad Agrigento la Villa del Sole e c'era anche la cosiddetta Fiera di San Calogero con il piacevole frastuono creato dai venditori che animavano la zona dello stadio e c'era soprattutto il Luna Park e tanta gente, famiglie intere che affollavano il piazzale. Si ricorda in particolare la bancarella dei mobili antichi che arrivavano da Padova e c'erano, e meritano di essere ricordati, i venditori delle prelibatezze di varie regioni italiane. Assenze che creano nostalgia tra gli appassionati. Potremmo concludere dicendo semplicemente peccato che tutto questo è stato cancellato, che si è perso, forse a causa del Covid o forse no. A sentire i commercianti, pochissimi per il secondo anno consecutivo, la responsabilità è anche del comune di Agrigento che lascia praticamente abbandonata la zona dove tra l'altro mancano i servizi igienici. Dicevamo del Covid che ha cancellato tantissime piccole attività, anche tra quelle che eravamo abituati a ritrovare ogni anno a luglio. Sicuramente il virus è il principale responsabile del disastro. Dicevamo della Villa del Sole, la cui distruzione accresce la tristezza per un passato che purtroppo non tornerà, come le bancarelle della fiera.